in termini di vendite è un più 3,8%, quindi rispetto all'andamento generale e del mercato distributivo e delle marche del distributore degli altri retailer è un andamento in controtendenza più positivo. Rimane sicuramente una crescita inferiore agli ultimi anni, quindi in discontinuità. Indubbiamente è cambiato l'atteggiamento da parte dell'industria di marca, in particolare, che attraverso varie leve, prima tra tutte la pressione promozionale, ma anche le linee di prodotto specifiche piuttosto che cambi di formato, ha cercato una difesa del volume che in effetti ha portato dei risultati. Questo ha colto un po' impreparato da parte dei distributori, ha messo in difficoltà in determinate categorie la marca del retailer, che con un differenziale di prezzo percepito inferiore da parte dei consumatori è diventato un pochino meno attrattivo. Ci sono soprattutto dei segmenti che continuano a crescere molto positivamente, che se presidiati con la marca del distributore riescono a ottenere dei risultati ancora migliori, perché la connotazione con un packaging ben riconoscibile da parte dei consumatori li aiuta. Parlo naturalmente del biologico, parlo dei segmenti salutistici nelle varie letture. Noi in particolare abbiamo, per esempio, nel 2014 lanciato una linea di prodotti senza glutine che sta riscuotendo un buon successo. Comunque in generale tutte le categorie in un'area possiamo definire premium hanno un riscontro positivo. La principale strategia è quella di migliorare costantemente i nostri prodotti. Noi siamo convinti che la marca del distributore abbia un ruolo nel tempo fondamentale, che il successo di questo percorso passa attraverso la fiducia dei consumatori, e la fiducia non può essere legata al prezzo o alle promozioni, che sono leve più tattiche, ma è soprattutto legata al fatto che i prodotti devono essere buoni e devono piacere. Quindi la nostra priorità è verificare con i consumatori prima di tutto se i prodotti stanno piacendo e intervenire per adattarli sugli ambiti che possono essere di miglioramento. È chiaro che la comunicazione sullo scaffale è importante, il ruolo del packaging in scaffali affollati di alternative è centrale. L'investimento nel miglioramento della qualità della comunicazione del punto di vendita è uno dei driver che consente di venire fuori non solo alle marche insegna o alle marche trasversali delle categorie, ma anche per esempio a tutte quelle marche di fantasia che utilizziamo in alcuni comparti, quali per esempio il vino, piuttosto che le ricorrenze, piuttosto che la cura della persona, e che richiedono un po' più di tempo per essere conosciute da parte dei clienti.